E proponiamo un vincolo di PAT di inedificabilità, cioè un vincolo del piano di assetto del territorio che è sovraordinato al piano interventi, al vecchio PRG, di modo che poi non sia lasciato all'intenzione dell'amministrazione che di volta in volta prende in mano la città quello di mantenere verde o di costruire. Quindi un vincolo molto più importante che garantisca che questo pezzo, ormai ripeto tra gli ultimi di campagna bassanese rimasti, possa rimanere verde anche per il prossimo futuro. Bassano Passione Comune propone un vincolo per tutelare l'area verde di San Lazzaro. Mai abbassare la guardia, dice il consigliere Poletto. L'errore che potrebbero fare molti cittadini elettori è pensare che la partita che si è giocata l'anno scorso in quel consiglio comunale epico, tra l'altro con una partecipazione popolare enorme, sia conclusa, e cioè che qui il rischio sia cessato. Non è così. Non è così perché alcune forze politiche che si candideranno a guidare la città sono quelle forze politiche che avevano votato per costruire gran parte di quest'area e gran parte sarebbe stata poi costruita se si fosse dato il via a quella cementificazione. Quindi noi contrastiamo questo disegno di città perché non ci piace, siamo convinti che i bassanesi non vogliano perdere quest'ultimo pezzo di campagna bassanese. C'è di più. Noi proponiamo come coalizione anche la possibilità di acquisire da parte del pubblico, quindi da parte del comune, una fascia di quest'area per trasformarla in un bacino di infiltrazione. Un bacino di infiltrazione è un'area verde che permette di caricare la falda ancor più degli altri terreni verdi. Questi interventi possono essere fatti a carico del lato idrico, che appunto ha in qualche maniera la gestione delle acque di questo territorio, e a spese di ETA. Politicamente parlando, quest'area verde è stata, proprio l'elemento al centro che ha spaccato la maggioranza. Quello a cui abbiamo assistito l'anno scorso è stato davvero uno spartiacque enorme. Lì si son presentati 2 modelli di città, o si vota per l'uno o si vota per l'altro. Ecco, l'errore da non fare è pensare che adesso, si possa scegliere qualsiasi tipo di amministratore e che qui l'area rimanga verde. No, ci sono alcuni amministratori che si candidano a governare la città che son pronti a rigiocare quella partita per ricercare di far partire quel tipo di cementificazione.